Hanno rubato una partita. Vedi adesso, Vincenzo. Dopo una fine c'è sempre un inizio, ed è questa una delle frasi più accreditate per la Super Giovane Castelbuono, che proprio qui lo scorso anno aveva terminato l'ultima sua gara in casa, pareggiando contro il Riposto per 0-0 e poi rimandando il discorso qualificazione al ritorno al Riposto, dove la Super Giovane si impose per 3-0 a tavolino. La Super Giovane Castelbuono oggi affronta la Folgore Castelvetrano, squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato di promozione Girone A. Stanno per entrare in campo i ragazzi, accompagnati dalla terna, che oggi è composta dal direttore di gara Marco Lapaglia della sezione di Enna. Gli assistenti sono Todar e Catanese della sezione di Messina. Prendono posto anche i tifosi delle due squadre. Ricordo che la diretta la potete trovare qui sulla pagina di Sportisili, diretta da Super Giovane Castelbuono, e Folgore Castelvetrano, allenata dall'allenatore Stefano Colombo, che è stato presentato al posto dell'allenatore uscente Giovanni Mezzana. Prendono intanto i due capitani, portieri Pizzolato e Fagone. Andiamo in breve a vedere forse qualche cambio di formazione per la Super Giovane Castelbuono, che fa giocare oggi al posto di Garofalo c'è Felipe Mendes Ferrarese. Naturalmente potete vedere anche, andato sull'app di Tuttocampo, potete vedere le statistiche da parte di delle due squadre che quest'anno hanno come unico obiettivo quello della salvezza, squadre che lo scorso anno sono salite, chi ha vinto il campionato e chi invece è salito grazie alla vittoria della Coppa Italia Promozione con la Super Giovane Castelbuono. Folgore Castelvetrano che oggi vuole stupire, vuole trovare la sua prima vittoria in questa stagione. Due pareggi finora contro Sciacca e contro Accademia Trapani, e una sconfitta con lo Sciacca che gli basta l'eliminazione dalla Coppa. Tutto è pronto. Vediamo adesso come si imposterà la Super Giovane Castelbuono, e oggi, vedendo gli uomini, può anche permettersi il lusso di
spostare la manovra a 4. Credo che la formazione rimanga sempre quella che è un 3-5-2. Ho l'unico cambio che è quello di Ferrarese al posto di Garofalo. Tutto è pronto per Super Giovane Castelbuono, Folgore Castelvetrano. Sarà la Folgore Castelvetrano a battere il calcio d'inizio. Fofana ha il pallone tra i piedi. È iniziata il Giovane Castelbuono contro Folgore, il primo giro palla per i ragazzi in maglia rossonera. Marrone, c'è calcio di punizione, subito il primo fallo da parte di Akur. Dobbiamo inoltre di non perdere gli altri due appuntamenti su Sportisini, che sono Accademia Trapani contro Geraci. Le squadre che questa giornata sono lo stesso girone sul Giovane Castelbuono. Qui il pallone recuperato da Pizzolato. Batte subito a cercare Bottari. Attenzione, un disimpegno durato poco della Folgore che prova a liberare, recupera il pallone a metà strada Antus. Adesso la Folgore può distendersi su questa ripartenza da parte di Alteri, scusate. Questo passaggio per Chieffo, poi Pizzolato. Può andare verso il terzino, presta moltissimo lo Super Giovane Castelbuono per Ferrarese, che va ad allontanare il pallone in fallo laterale. C'è da dire che la Folgore Castelvetrano oggi è ad affrontare una squadra che non è minimamente paragonabile a quella che ha affrontato 2 anni fa. Vediamo ancora al Failla la gara. Folgore che a quei tempi lottava per un posto nei playoff, è arrivata terza in classifica. Attenzione, pallone proprio di attaccare Torres, avvia, attenzione, arriva la decisione dell'arbitro che ammonisce tanto Fagone, ma addirittura dall'arbitro il capitano chiede spiegazioni ora intanto c'è una baraonda. Chieffo, se non sbaglio, è andato a commettere il fallo. Torres che era indirizzato verso l'area di rigore. Arrabbiatissimo Fagone, capitano della squadra, ovviamente responsabilità grossa per lui. È andato subito a chiedere spiegazioni al guardalinee, al direttore di gara. Guardalinee che aveva detto che Chieffo non era. Ultimo uomo. Prima vera opportunità per lo Super Giovane Castelbuono con Torres che era stato indirizzato verso l'area di rigore. E adesso buona opportunità per la Super Giovane Castelbuono con Arenoso che con il suo mancino può essere determinante. Dice l'arbitro, parte Arenoso! Era gol, ma l'arbitro ha fischiato subito. Aveva segnato Arenoso, ma l'arbitro aveva richiamato Arenoso.
aveva sentito il fischio, ha calciato. Può capitare, c'è calcio di punizione. Nuovamente Arenoso che quindi deve cambiare strategia adesso. Sta succedendo di tutto in questi primi 4 minuti a Geraci Siculo tra Castelbuono e Folgore Castelvetrano. Adesso può andare alla battuta Arenoso. Ma nuovamente barriera Arenoso! Mostruoso piccolato, ha lasciato partire il sinistro Arenoso e piccolato con un grande intervento è riuscito a mandare il pallone in calcio d'angolo. Prima vera opportunità per la Super Giovane Castelbuono con Federico Arenoso che con il suo sinistro è veramente una mina vagante per la Super Giovane Castelbuono. Fischia arbitro, parte il calcio d'angolo di Arenoso, colpo di testa da allontanare. Il giovane Castelbuono che è partita meglio, parte il colpo di testa Arenoso, poi Grandi, anzi Franchelli. C'è però l'opposizione da parte di Tarantino che parte in contropiede. Prova a mettere adesso il pallone sul secondo versante, non può arrivarci. Alteri, palla che si perde in pallo laterale. A battere Errarese, palla dentro a cercare Torres. Fallo nuovamente su Torres da parte di Bottari, però questa volta c'è calcio di punizione per la Super Giovane Castelbuono. Batte subito Arenoso a cercare sulla fascia Grandis che non può arrivare però su questo suggerimento da parte di Arenoso. Forse non ci ha creduto Laureano qui su questo pallone in profondità da parte del difensore centrale argentino. E diciamolo, Arenoso già ha fornito un assist quest'anno, anzi 2 assist per uno per gol di tutti e 2 per i gol di Pennisi. Il giocatore bisogna osservare la Sua Giovane Castelbuono, classe 97, un buon rinforzo per il giocatore di mister Bognanni che vediamo è partito anche per la tournée sia la Sua Giovane Castelbuono della Coppa con il Lazio Sara e con Nuova Domuta. Esperienza d'Italia alla Sant'Angelo. Calcio di punizione, il fallo commesso da Marrone ai danni di Acur. Calcio di punizione per la Folgore Castelvetrano. Va a prendersi dietro il più Bottari, nato subito. C'è da sottolineare la partenza importante della Super Giovane Castelbuono contro la Folgore che per ora aspetta l'avversario. C'è calcio di punizione, un fallo di mano di Chieffo. Benissimo, Mazzola, un completo oro di Regione Castelbuono oggi. Sono cromatiche, c'è un altro fallo di Montori, ma a rimproverarlo Giuffrida, ovviamente più esperto, calcio di punizione per la Super Giovane Castelbuono.
Attenzione, ha battuto subito lo super giovane, il tiro, la parata da parte di Pizzolato, decisivo ancora qui il portiere della Folgore su questa conclusione bassa da parte di Belecco. Fagone, palla da cercare Torres che ci arriva, mette il pallone in mezzo, la parata da parte di Pizzolato. Applausi da parte della tribuna locale della due giovane Castelbuono. Oggi in tantissimi accorsi qui per incitare i ragazzi di Mister Bogliani e condurli alla meta chiamata vittoria. Messa laterale, ricordiamo la prossima settimana ancora appuntamento qui a Geraci tra Super Giovane Castelbuono e Accademia Trapani. Accademia Trapani che per ora sta affrontando il Geraci allo stadio Pietro Sorrentino di Trapani. Laterale, Dai, non sono dai! batte Ferrarese. Palla in profondità a cercare Torres di questa parte di Belecco. Ferrarese accenda lo scambio, intercetta Gur e c'è un fallo da parte di Marrone di Murania sul calcio di punizione. il giovane sulla Folgore, Bottari, l'ottima pressione da parte di Belecco ha costretto Bottari ad andare fuori, il pallone verso Torres che prova ad andare di testa, c'è Belecco, tutto buono, un rimesso dal fondo per la Folgore che Torres va a dire qualcosa a Belecco, a Pizzolato. Colloquio adesso tra della palla. E intanto dall'altra parte del campo c'è Mister Bogliani che dà indicazioni. Allora, poi nella Folgore c'è Mister Stefano Colombo, succeduto a Giovanni Messana, allenatore che lo scorso anno ha portato la Folgore in eccellenza. Palla profondità a cercare Torres, è buono qui la palla di Bottari, poi prova a girarla nuovamente, c'è rimessa laterale, va a battere adesso Arenoso, Oiantus, palla per Franchelli, Franchelli va via con un gioco di gambe, passa Franchelli, ne ha superati 3, poi arriva a chiuderlo Montori. Marrone, attenzione, pallone recuperato, Torres potrebbe anche girarsi. Antus, cambio di gioco a cercare Ferrarese, che può andare adesso al cross in mezzo. Il giovane Castelbuono però che sta provando in tutti i modi a creare pericoli per la Folgore. Lo si vede in questi primi minuti di gioco, c'è la squadra, la Folgore che sta aspettando un po' la situazione di Castelbuono, molte volte non riesce ad esprimere il suo gioco per la pressione dei ragazzi di Mister Bogliani che sono subito forti, pressione alta, come era successo a Fulgatore. Poi Fulgatore però la giovane era partita un po' fiacca con dopo mezz'ora prendendo le misure, cercando anche di trovare, per così dire, la giusta quadra. Si è trovato il gol del 1-0.
Andasi intanto la rimessa Ferrarese. Palla proprio di cercare Torres che prova a girarsi, la rovesciata e finisce sul fondo. Grande gesto tecnico da parte di Santiago Torres Martinez. La palla che finisce sul fondo. Assolutamente sul giovane Castelbuono più in partita rispetto alla Folgore, siamo al 15esimo. Stiamo assistendo a una bella partita dove i ragazzi di Mister Bognanni stanno dando prova. Le parole dette al vento, le parole dette nei bar non sono, diciamo, così congrue come invece dovrebbero essere. C'è rimessa laterale per la Folgore, Montori, lo stop ripeto da parte di Galluzzo, poi si distende Murania a cercare il suggerimento per Tarantino, passa intanto conclusione di Antus, Pizzolato, ci arriva Pizzolato, con Antus che l'aveva visto fuori porta l'ha potuto sorprendere, il portiere sicuramente esperto. Gli anni passati ha giocato allo Sciacca. Molti giocatori sono passati dallo Sciacca prima di arrivare alla Folgore. Tennisi non arriva di testa, poi c'è il pallone di Arenoso, cercare Torres, è buona l'idea, anticipo da parte di Giuffrida. Attenzione Antus in pressione alta, poi si confondono i due, c'è un brutto fallo su Marrone. Rimangono a terra sia Marrone sia Cur, il fallo l'ha commesso a Cur e calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. Andrà a battere Arenoso. (17 minuti in corso). Arenoso alla tagliata, colpo di testa, e Franchelli prova ad aggrapparsi, c'è fallo. Veramente un ragazzo con la sua statura deve fare anche parecchia attenzione quando salta di testa, perché può commettere fallo. Sugli altri campi ricordo voi appuntamenti, sfida importante tra Favara, Mazzara 46, squadra che secondo me lotterà. Favara sicuramente per vincere il campionato, il Mazzara 46 potrebbe anche togliere qualche punto di una bella squadra. Guarda che è stata che risorta dalle ceneri della Mazzarese. Grande, si va a cercare in profondità Torres passa, Torres si è pizzolato fuori dei pali, attenzione, conclusione, il pallone esce, Belecco, palla che finisce sul fondo, pizzolato rimane a terra. Ma la terra pizzolato.
è rimasto a terra Pizzolato. Intanto ne approfittiamo per dire che la diretta la trovate sulla pagina di Sportisili, super giovane, Castelbuono contro Folgore Castelvetrano, seconda giornata di campionato. Ne approfitto per dare riguardo dove poter trovare la diretta. Ricordiamo che questo è uno strumento importante per il calcio dilettantistico, tutto per aiutare anche gli allenatori stessi ogni settimana a visionare le gare, vedere qualche imprecisione, qualche errore. Sono state determinanti molte dirette proprio in un tal senso. Intanto Marrone prova ad intrufolarsi Antus, perde il controllo. Franchelli, Antus, anzi la Grandis, palla per Antus. Franchelli posizionato più in posizione d'esterno perché Grandis va a giocare più in avanti. Pennisi, Folgore che non accenna assolutamente alla pressione, lascia giocare il Castelbuono. Dalle profondità a cercare Ferrarese, troppo lunga, rimessa penso da fondo, sì, no, rimessa laterale per i ragazzi di Mister Colombo. Messa laterale per la Folgore che sul Verano. Atur continua a tattizzare vedremo se riuscirà a risolvere entro la fine. Anche Colombo attingerà dalla panchina e adesso arriva un cambio fatte subito super giovane, ma l'arbitro il cambio esce con la maglia numero 8 Galluzzo, anzi no, sì, è Galluzzo che si dirige, ma forse per qualche richiamo, anzi no, Galluzzo esce ed entra con la maglia numero 16 Fumoso. Forse qualche problema fisico per Galluzzo, che già ha trovato un gol questa stagione contro lo Sciacca. Dovrà battere Felipe Ferrarese. Colpo di testa da allontanare, Galluzzo che forse non ha preso bene il cambio, anche perché ha detto perché io, quindi dobbiamo monitorare anche questa situazione. C'è un fallo in attacco, c'è un'edizione. Ma rilancio Pizzolato, palla in profondità sul problema per Fagone, recupera e la va da Renoso. Sulla palla della super giovane, palla per Antus che prova a passare in un flipper, recupera la palla la Folgore Castelvetrano. Montori
palla in profondità, era scivolato Fagone, non c'è nessun problema, il giovane Castelbuono che riequilibra la marcia. Marrone, Azzola, ciclo palla, adesso prova il giocatore Castelbuono di posto, allora dentro di Grandis tagliare questo pallone, diciamo. Grandis aveva cercato la soluzione verticale, c'è la chiusura, fallo laterale da parte di un grande Giuffrida. Palla dentro a cercare Antus, anzi Torres, il suo problema per Pizzolato. È sempre sullo 0-0 la gara. Pennisi, Acur, Bottari, Tarantino perde qui il controllo della palla, poi Torres, tutto regolare, prova a ripartire la Folgore adesso, dopo lo spavento, che cazzo di punizione, non sono d'accordo, c'è per il buono, volevano il fallo su Torres, rumoreggia anche la tribuna. Calcio di punizione da buona posizione per la Folgore. Qui si prospetta che il giocatore va a cercare, però mi sembra che Botta voglia tentare la conclusione nonostante una lunga distanza, magari sorprendere Fagone. Prepara la barriera il portiere di Palagonia. Fischia l'arbitro. Parte Bottari! Fagone! Ben andato in porta Bottari. Si ristende alla sua destra Salvatore Fagone, che pochi giorni fa ha compiuto, anzi venerdì ha compiuto 39 anni. La pressione da parte di Agur, 9 anni per un portiere che ancora riesce a competere in queste categorie ed essere uno dei migliori, anche gli dà la fattura, diciamo, questa sua punizione respinta, bloccata, attenzione, bene che c'è il fallo. Calcio di punizione. Mazzola per Pennisi, destro laterale, Belecco va a battere subito, palla verso Torres. Non riesce però a prendere questo pallone in campo, c'è rimesso da fuori. Bella recuperata, può salire la super giovane Castelbuono. La Folgore cerca lo stesso palla multilineo. Fallo per il Belecco, calcio di punizione. 28 minuti sul cronometro. C'è calcio di punizione, c'è battuto la Folgore.
palla dentro, buona l'idea. Velocità il pallone, Torres non arriva, grande recupero da parte di Giuslita. Montori, Folgore che prova adesso a giocarla, scivola per un momento, fumoso, però arriva Bottari di Montori che non riesce a tenerla in campo più si lascia anche diciamo così a un gioco furbesco, ci può stare. Arenoso e pallone per Torres che la lascia passare ma non c'era nessuno in area di rigore, e quindi Torres sfuma una buona opportunità. La Folgore che adesso deve ripiegarsi e andare a cercare gli uomini più in avanti. Quando siamo arrivati alla mezz'ora, abbiamo passato la mezz'ora, Giovane Castelbuono 0 Folgore Castelvetrano 0. Con una prestazione, una bella gara finora tra queste due compagini. Tanto il tocco del braccio da parte di Arenoso e il regolaggio, calcio di punizione della Folgore. Trentunesimo, mancano 14 minuti al termine del primo tempo. Super Giovane Castelbuono 0, Folgore Castelvetrano 0. Soltanto un tiro verso la specchio della porta per la Folgore Castelvetrano, con la punizione da parte di Bottari, la parata da parte di Fagone. Poi il Giovane Castelbuono che ha avuto diverse opportunità per passare avanti, con Arenoso che ha impegnato una grande parata pizzolata. Batte lo Fiorente, il pallone dentro. C'è l'opposizione da parte di Torres. È stato suggerito da Bognani andare a saltare e è andato a chiudere proprio lui l'occasione per la Folgore. Parte calcio d'angolo. Fagone con un pugno. C'è rimessa laterale per la Folgore e rimane ancorata all'area di rigore della Super Giovane Castelbuono. Super Giovane che doveva e poteva bloccarlo nei primi 30 minuti. Sfortunata la squadra di Bognanni. Adesso Fagone che va al lancio lungo a cercare Torres. Attenzione, pizzolato, poi va a finire casca addosso Torres. Non poteva nulla, non poteva fermare la sua corsa Torres. Era lanciato, a finire sul petto della pizzola. Sicuramente non ha sentito il dolore. Porteva con una stazza, con una robustezza enorme. Per classe 95 pizzolato. Che adesso invita i suoi a salire. Terra, dal lancio lungo in corsa. Guardate, messa laterale Super Giovane. Settimana gli arrivi alla sua di Biondo, Pitanza e Taormina. Biondo che deve giocare al Geri, Taormina che deve giocare al Marsala. E Pitanza di promozione sarda. Non uscita la comunicazione. Arenoso
Altro cambio. Antus, il pallone in profondità, pizzolato, esce, bloccato. Il pallone pizzolato che è stato decisivo finora in questa violenta. Difensore centrale sulla giovane Castelbuono. C'è un fallo, c'è un'evoluzione. Continua nel suo pressing la sua giovane Castelbuono. Molte volte quando tu vai a pressare aumenti la pressione, succede, commetti fallo. La giovane lo sa. Ricordo anche, mi ero dimenticato, che la sua giovane Castelbuono sarà impegnata nel turno infrasettimanale nella Coppa contro il Casteldaccia, allenato da mister Marco Mineo. Casteldaccia oggi impegnato in super sfida contro la Nissa. Casteldaccia ha giocato la prima gara contro la Nissa, vincendo per 2-0. Poi un buon giro, qualche imprecisione, ma è riuscita comunque a salvarsi, vincendo l'ultima gara contro il Mazzara Calcio. Questa laterale, fallo per la rete sul solito Akur. Calcio di punizione per la Folgore da buona posizione. Ed ecco anche che la Folgore può creare. Va a battere Bottari. Sicuramente non cercherà la porta da lì più per un cross. Il giovane non lascia in avanti nessuno, soltanto Torres si sta attaccando un po', ma penso che vada a marcare Fumoso. Parte Bottari, palla sul secondo palo, il colpo di testa, poi la rovesciata. C'è sul fondo il bello gesto tecnico da parte di Fofana. Saibo, palla che si perde sul fondo. Partita equilibrata, tutti i minuti. Certo, c'è un colloquio adesso tra Bognanni e La Paglia. Bognanni che molte volte abbandona la vita, spesso ovviamente sono anche le dimensioni da parte dei campi qui in queste categorie, abbandona spesso l'area tecnica. Non è una cosa che vedono di buon occhio. La rete recupera il pallone Belecco, palla verso Torres, prova ad arrivarci, Torres va via, con una grande giocata Torres, sente il pallone invece non c'era nessuno e recupera mostruoso Torres, mostruoso di Antus, palla verso Mazzola, 38esimo. Castelbuono 0, Folgore, Castelvetrano 0. Mazzola, Torres, il ferrarese Belecco, grande recupero dei Montori, si gioca Belecco con la per Torres più esterno, poi c'è un bruttissimo gol da parte di Fumoso, arriva il cartellino meritato, il cartellino di Fumoso è stato deciso Torres, quello forse era l'unico modo per fermarlo.
Calcio di punizione. Per la super giovane Castelbuono andrà a battere Antus, e pure il mancino di Arenoso, che da lì può andare anche in porta, ragazzi. Antus molto probabilmente metterà un cross. Arenoso sembra più intenzionato ad andare in porta, può andarci. Se per mettere i cross da questa posizione servirebbe un destro, per andare in porta devi portare le consigli. Vediamo quale soluzione sceglierà Arenoso. La vinta Antus. Arenoso va in porta! E ancora una di risposta da parte di Pizzolato, che si era disteso a destra, poi è dovuto ritornare subito a sinistra, il cross nel mezzo, allontanato. Palla per Arenoso e può andare via. Arenoso mette il cross, calcio d'angolo. Che finta, che garra da parte di Arenoso. La garra da parte di Arenoso, che era l'unico di quegli argentini insieme a Torres, sta per parlare italiano, ha dato molte indicazioni ai suoi in campo. Essere da tramite italiani e argentini. Questo è un brasiliano. Alla fine spagnolo e portoghese hanno qualche parola diversa, diciamo che si capiscono tutti e due. La penisola iberica, altri due iberici, Francisco de Nadal, Patricio Suarez. Pizzolato al lancio lungo. Pennisi, un pallone un po' alla cieca, da cercare per la rete, un pallone in profondità a cercare Torres. Poi Marrone recupera a metà strada, palla nuovamente per Torres, mettendo l'1 contro 1. Torres se la sposta, poi inciampa e recupera la Folgore, per è buona opportunità per la sua giovane Castelbuono, che insiste con Belecco. Adesso deve scaricare a qualche compagno per cercare l'altro versante per Arenoso. Stop un po' complicato. Arenoso recupera per il pallone Pennisi. Palla in profondità di Grandis a cercare il compagno. Siamo al 43esimo. Messa laterale. L'arbitro tra poco si pronuncerà sul recupero. Non credo che sia. Troppi inviti da recuperare. Delle grosse perdite di tempo per il Torres, che deve arrivare su questo pallone. Scivola nuovamente. Avrà qualche problema al tacchetto oggi Torres. Queste volte scivolato, adesso si accascia a terra. (44esimo), Torres che ce la fa però.
Lancio pizzolato. Andato intanto subito a scaldare Pappalardo di Sterbegnano, adesso vuole vedere qualcosa centrocampo. Sola. Una smigliolata, cercherebbe Lecco. Pallone recuperato. Le profondità allontanata. Grandis. Ranchelli. Antus, c'è un fallo, però voleva il vantaggio. Calcio di punizione. Calcio di punizione. Marrone. Ferrarese. Antus. Scambio con Marrone. Pennisi. C'è un fallo, calcio di punizione. L'arbitro a breve manderà negli spogliatori. Pizzolato era andato a battere, era ostacolato alla stessa buona distanza. Lancio lungo, Pizzolato direttamente in porta. Sul fondo finisce il primo tempo 0-0 per il giovane Castelbuono e Polvere. Breve pausa e poi ritorniamo qui sempre sui canali di Sport Insight per la lettura del secondo tempo. Misilmeri e Casteldaccia di fronte per il primo incontro del campionato di eccellenza Girone A, il primo tentativo è della formazione di Mineo con Claudio Velardi, uno dei volti nuovi in casa. Amaranto blocca tutto Zummo, poi all'improvviso bisogno verticalizza per Fabrizio Monti, l'anno scorso mattatore della partita. Questa volta Zummo si oppone, poi la difesa della Don Carlo Misilmeri riesce ad allontanare, poi azione della formazione oggi in maglia blu con il cross di Pace a cercare Matera, il colpo di testa fuori non di molto, insiste sulla catena Mancina, la squadra di Tumminia con un'altra palla messa in mezzo ancora per Federico Matera, palla fuori, ma attenzione a quello che accade in questa azione con Lucera sulla sinistra, riesce a convergere e propone il cross, non è perfetto Cascione che poi frana addosso allo Gerfo, il direttore di gara non ha dubbi, calcio di rigore per la Don Carlo Misilmeri, si presenta dal dischetto e si prepara a trasformare lo stesso Raimondo Lucera per l'1-0 della Don Carlo Misilmeri, in gol freddissimo il numero 10 della Don Carlo Misilmeri, Cascione sfiora ma non trattiene, poi la Don Carlo può andare a nozze con le ripartenze in velocità. Qui la verticalizzazione perfetta per Vincenzo Lo Gerfo che a tu per tu con Cascione non sbaglia, non serve a nulla, non c'è bisogno del tap-in di Lucera. 2-0 a segno il giovane misilmerese, terzo anno in prima squadra per lui, e arriva anche la gioia del gol. Prova a reagire subito il Casteldaccio con questo giro palla perimetrale per la conclusione di Matteo Bisogno, bloccata senza grossi problemi da parte di Alessio Zummo. Insiste la squadra guidata da Mineo
Poi in avvio di secondo tempo la prima conclusione della partita porta la firma di Vincenzo Lo Gerfo, ma occhio a questa situazione, direttore di gara che fischia in favore della Don Carlo. Poi a palla lontana l'intervento di Bisogno su Pace, il direttore di gara non ha dubbi, cartellino rosso per il centrocampista ex Nissa e Marineo che lascia la sua squadra in 10. Non poteva esserci debutto peggiore in campionato per il nuovo numero 8 del Casteldarcia, ma attenzione a questa occasione con Lucera per Pace, per Federico, riesce ad intervenire Cascione ma non a negare la gioia del gol del 3-0 all'ex centrocampista del Mazzara. Dopo la doppietta sempre all'Aloisio nel derby contro il Marineo arriva la rete che di fatto sigilla la vittoria per la Don Carlo, anche se qui Pace interviene in malo modo a palla lontana. Il direttore di gara vede tutto, rosso anche per un altro ex Mazzara che lascia i suoi in 10 uomini. Salterà il prossimo incontro tanto quanto Bisogno, salterà Casteldarcia Nissa, salterà invece Unitas Sciacca, Don Carlo Misilmeri, Giovanni Pace. Qui attacca con una conclusione dalla distanza ancora di Velardi il Casteldarcia, ma la mira è imprecisa. Mineo che nel frattempo ha riequilibrato un po' la squadra, togliendo anche Fabrizio Monti con l'ingresso di Sferruzza dopo l'intervallo. Qui la conclusione dalla distanza, la parata di Cascione sui piedi di Matera che segna, ma il direttore di gara ravvisa grazie al secondo assistente il fuorigioco del numero 9 della Don Carlo. Insiste allora il Casteldarcia con questo tentativo dalla distanza da parte di Messina, la palla che sorvola la traversa, poi calcio di punizione per Ivan Lavardera, prova a beffare Cascione sul primo palo, ma l'ex di turno non si fa beffare. Ultima azione della partita, il Casteldarcia vuole lasciare il proprio segno in questa gara e lo fa con l'incursione vincente di Giovanni Sferruzza subito in gol. L'ex giocatore dell'Ascari Cefalù, ma non serve a nulla, vince all'esordio la Don Carlo Misilmeri che batte il Casteldarcia. Mister Tumminia, se ti conosco un po', stai ancora pensando a quel gol di Sferruzza agli ultimi secondi? Sì, beh, già la partita era finita, però ecco, è un peccato prendere gol, comunque c'è da complimentarsi con la squadra, con la società e siamo veramente contenti di aver regalato questa importante vittoria ai tifosi, quindi l'importante era iniziare bene e ce l'abbiamo fatta. Ecco, contro una squadra grintosa e aggressiva come il Casteldarcia era fondamentale cercare di mettere un po' di gap ed è stato anche fondamentale evitare di farli rientrare in partita prima dell'espulsione di Bisogno. Sì, ed è stata una partita bella maschia, tosta. Mi dispiace per il cartellino rosso di Pace dove l'arbitro ha valutato secondo me una scelta errata, però ci sta. Devo fare i complimenti a Casteldarcia perché avevo visto la partita contro l'Aspra e quindi lo sapevamo che non sarebbe stato facile, considerato che è una squadra appunto di carattere, grintosa e ha degli ottimi giocatori e un buon allenatore. Ecco, a proposito di quello che è successo nel primo tempo, la sensazione che si è avuta da fuori è che il rigore di Lucera abbia un po' sbloccato anche mentalmente la squadra. Sì, ci siamo allenati bene dal punto di vista dell'atteggiamento, atteggiamento che si è visto oggi, quindi il rigore di Raimondo ci ha dato quella serenità, siamo partiti, abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0, potevamo fare qualche altro gol perché secondo me qualche scelta di qualche fuorigioco è dubbio, però va benissimo così. Ora, prima trasferta lunga di questa prima parte di stagione, si va in casa di una squadra forte ma ferita perché ha perso nettamente alla prima. Come prepari questa partita? La prepareremo come tutte le altre, appunto con la consapevolezza che sarà una partita molto difficile, campo difficile, è una società che cercherà appunto di rifarsi, abbiamo letto ora tutti che hanno perso 3-0, quindi saranno vogliosi di rifarsi. Noi ci alleneremo sempre con lo spirito giusto, con la voglia che stanno mettendo i ragazzi giorno dopo giorno e ce lo andiamo a giocare ad armi pari. Siamo con Totò Federico, a segno anche oggi nel tris contro il Casteldarcia, diciamo che migliore esordio in campionato dopo l'ottimo esordio in casa in Coppa non poteva esserci. Sì, abbiamo fatto una grande partita, felice per il gol, per l'assist, ma soprattutto felice perché abbiamo raggiunto l'obiettivo di squadra che oggi era quello di vincere. Hai temuto un po' nell'azione del gol che Matera intervenisse, tra l'altro era pure in fuorigioco, quindi ha rischiato anche di farlo annullare. Sì, no, vabbè, temuto no, perché alla fine se segna un altro compagno l'obiettivo era vincere, l'importante era mettere la palla dentro e chiuderla, visto che è stato il gol del 3-0, poi abbiamo preso gol all'ultimo, però felice per il gol e per la squadra e per i miei compagni.
Tra l'altro un gruppo molto nuovo, tu sei uno dei volti nuovi della Don Carlo di quest'anno, però la sensazione è che vi siate ormai uniti, state lavorando anche bene con mister Tummini. Sì, assolutamente, siamo un gruppo unito, da subito abbiamo cercato di fare gruppo con i ragazzi, siamo un grande gruppo, lavoriamo bene in settimana col mister, ci fa lavorare abbastanza bene e niente, adesso testa alla prossima. E la prossima a Sciacca contro una delle candidate a un campionato protagonista che però è uscita sconfitta da Mazzara del Vallo, che partita ti aspetti? No, sicuramente una partita ostica, una partita dura, loro sono una grande squadra, hanno grandi nomi, però noi andremo lì a farci la nostra partita e poi il resto si vedrà. Siamo con Marco Mineo, partiamo dall'episodio che forse, anzi sicuramente ha svoltato la partita, che è il gol dell'1-0, da lì in poi è sembrato che la tua squadra si fosse leggermente scollegata dalla partita. Sì, l'episodio del rigore un po' ci ha fatto uscire, io credo che l'avevamo impattata anche discretamente bene, avevamo avuto 2 o 3 palle per fare male al Misilmeri, poi abbiamo preso questo episodio del rigore lì subito dopo il 2-0 e siamo un po' usciti dalla partita. Il secondo tempo un derby è bello anche per questo, quindi è stata molto veemente come partita, un po' di confusione, probabilmente se trovavamo il gol un po' prima potevamo impensierire, però credo che, ripeto, dopo il rigore ci siamo un po' disuniti stranamente, ma è logico che siamo alla prima giornata e dobbiamo lavorare. Ecco, si può dire che tra l'inizio del secondo tempo e l'espulsione di Bisogno sia mancato il guizzo alla tua squadra per riaprire la partita? Sì, ma più che altro diciamo che quando c'è stata l'espulsione di Bisogno avevo fatto 2 cambi, molta attrazione anteriore, quindi avevo cercato di provarci. L'espulsione cambia un po' anche i piani e quindi poi diventa anche un'altra partita. In realtà su questi 90 minuti, 100 minuti, credo abbiamo visto 3-4 partite diverse, quindi va bene, dico, è andata in questo modo. Logico è che ci rimaniamo male per come finisce, però è la prima partita, ripeto, abbiamo modo di lavorare, non eravamo fenomeni domenica, non siamo brocchi adesso, noi dobbiamo lavorare e fare il nostro campionato in maniera serena e tranquilla. Ecco, domenica hai la prima in casa di campionato dopo quella di Coppa contro l'Aspra, si può dire che, come abbiamo detto la volta scorsa, che buona parte delle chance di salvezza del Casteldaccia passano dal Fiorilli. Beh, vabbè, come buona parte, diciamo, delle squadre che giocano vogliono vincere la partita in casa. Noi però domenica giocheremo con la Nissa, quindi avremo una settimana per prepararla e niente, ovviamente cercheremo di capire già da martedì dove lavorare, dove migliorarci, ricordandoci sempre che siamo una squadra fatta per salvarci, che l'obiettivo primario è questo e questo deve essere la mentalità e la fame che probabilmente dopo il gol ci è mancata, mentre il Misilmeri ha fatto veramente una partita molto molto intensa e ha meritato secondo me la vittoria. Sta per iniziare il secondo tempo tra la situazione Castelbuono e prima frazione, le squadre che si sono studiate, squadre che vogliono sui punti, ma che vuole dalla punteggio pieno, Folgore, Castelbuono vuole i primi 3 punti, la prima vittoria in questo campionato. La prima frazione è stato determinante Pizzoni, da sottolineare la grande prestazione da parte del portiere ex Sciacca, determinante in alcune situazioni. Potevano creare diversi pericoli alla Folgore, Castelvetrano, con un Arenoso che però è sempre il più grintoso di tutti in campo. La gara vincerà quest'anno.
Giocatori al centro. Non ci sono cambi in questo secondo tempo per la super giovane Castelbuono. Deve mantenere la stessa impostazione del primo tempo Bognanni. Non ha, diciamo, per così dire, subito il gioco degli avversari, sempre pressione alta. Poi c'è stato un momento in cui la Podio ha avuto qualche opportunità con il Pagone in alcune circostanze. Sì, c'è il primo cambio però per la sua giovane Castelbuono. Entra con la maglia numero 14 Riccardo Pappalardo ed esce con la maglia numero 8 Marrone. Marrone Pappalardo, il cambio per la super giovane Castelbuono. Questo è il 45 inizio del secondo tempo. Questa sarà la soluzione che per il secondo tempo parte in questo istante questo pallone in profondità si allontana Arenoso, pressione Fofana, c'è l'inizio laterale per la Folgore. Arenoso va profondo, cercare Torres, deve essere allontanato da sola, ripropone nuovamente per Torres, Torres per Antus prova a passare, poi il pallone per Franchelli, ottima la copertura qui da parte di Akur e c'è la rimessa del portiere. Primo minuto che se n'è andato in questo istante. Folgore che andrà a battere questa rimessa laterale, prova tirarsi qui Murania, poi conclusione passa, palla che si perde sul fondo, ci ha provato Murania che non aveva spazi, ha calciato per come meglio poteva, c'è stato pericolo per pallone. Arenoso alla in profondità, Mazzola, Franchelli, rimessa laterale, Cacciacco lasciando il campo, o meglio dopo, intanto si deve ripetere la rimessa laterale, errato. E vedere l'impostazione della Folgore in area di rigore è andato qui in Urania, dietro. Per giocarla ha preso Chiefo, laterale. Colpo di testa da parte di Fofana, poi il pallone per Murania che prova ad entrare da rigore, Arenoso
C'è calcio d'angolo per la Folgore che sale a battere Alteri. Parte il calcio d'angolo, il pallone sul secondo palo. Esce, c'è rimessa al laterale, nuovamente per il Folgore. Vedevo che sugli altri campi l'unico risultato che è cambiato è quello tra Favara e Mazzara. Favara incredibilmente in svantaggio contro il Mazzara 46. Tutti gli altri sembrano che siano rimasti sullo 0-0. Non abbiamo attendibilità in tal senso. Intanto Fofana carica la conclusione, palla che si impenna, Pennisi stava combinando il frittatore, palla che si perde in fallo laterale. Pennisi che poi non ha avuto problemi per dire di passare fuori. 50esimo, passati i primi 5 minuti, 0-0. Persiste la parità tra le due squadre. In mezzo allontanato il pallone con Torres isolato, lancio lungo, colpo di testa, Kelly, Mazzia, nonostante lo strattonamento da parte di Alteri che si becca un giallo, ottima fila percussione da parte di Franchelli, il Nigno Franchelli, il Pequeñito, lo chiamano in Argentina, perché certo che non sarà alto, molto abile, gioco con i piedi. Questo che Mister Bognani a reclutarlo nella sua rosa. I suoi titolari. Arenoso va a battere il pallone in profondità, c'è la rimessa laterale. Intanto si riscaldano Pardo e De Nadal. Il pallone che rimane lì, allontanato Pennisi, adesso è rimasto soltanto lui e Mazzola. Ho detto per favore, Pennisi non arriva, c'è qualche problema, ha accusato Pennisi. Questo il pallone non era difficile da andare ad intercettare. C'è una rimessa laterale in piena azione per la Folgore, non è riuscita a sfruttarlo. Tanto l'arbitro invita Torres a rialzarsi. Pizzolate. C'è un pizzolato. Laterale per la Folgore, andrà a battere Montori, cambia con Fofana. Fofana cerca Kur, l'ultimo tocco è del giocatore in maglia rossonera, c'è la rimessa laterale. A battere Ferrares. Mazzola. Ferrarese in profondità, allontanato. Antus, Azzola, Arenoso. Antus, portapalla, Lucio Franchelli, può accentrarsi, mettere il cross, invece ritorna dietro da Arenoso. Mazzola,
Adesso può mettere questo pallone, attenzione, Torres rimane a terra, le braccia come a chiedere, non hai visto il fallo? Pennisi non può arrivarci qui Grandis, quindi la Folgore può reimpostare l'azione. Le squadre che non vogliono assolutamente esporsi, sembra scusate se lo dico, magari è una cavolata, sembra una gara veramente di altra categoria. Ci sono due squadre che sanno giocare a calcio, due squadre che aspettano l'avversario, non squadre frettolose che tentano subito la giocata, non hanno paura. Intanto qui la Folgore prova ad avanzare, pallone che viene recuperato da Franchelli, diverso laterale per la Super Giovane. Sì, la Folgore, questo per la Folgore, era andato a prendersi il pallone. Alla dentro, allontanata, poi può approfittarne, qui conclusione bassa, calcio d'angolo, conclusione provata dal tempo. Calcio d'angolo per la Folgore Castelvetrano. Batte Alteri. Primo palo, allontanato il pallone. Poi Bottari. Alteri. Prova a girarsi. Belecco lo chiude e c'è rimessa laterale per la Folgore Castelvetrano. Grandis in testa, Grandis ancorata nelle sue aree di rigore la Super Giovane Castelvetrano. Folgore che sta spingendo in questi ultimi minuti. C'è un fallo, Arenoso non è d'accordo neanche la tribuna locale. Calcio di punizione per la Folgore Castelvetrano, una buona posizione da battere Chieffo. Calcio di punizione per la Folgore Castelvetrano in due, sta andando a battere. Penso che da questa posizione Alteri possa anche andare in porta. Alteri infatti va in porta, Belecco forse con un occhio ha allontanato il pallone, questo è il pallone ribattuto negli occhi, che la punizione è veramente violenta, aveva cercato il primo palo Alteri. Arenoso allora cercare Pappalardo, adesso stanno con Antus, gira palla con la Super Giovane Castelbuono. Antus, Pappalardo a cercare Grandis, e adesso può andare all'1 contro 1, mette il pallone in mezzo, l'opposizione da parte di Tarantino, rimessa laterale per la Super Giovane, batte Grandis, Arenoso, Antus, Arenoso mette il pallone in mezzo, allontanato. Adesso la Super Giovane che conduce il gioco, Antus che deve girare verso il primo portiere Fagone. Ma poi c'è il fatto che le squadre non tentano la giocata, non
Nessuna delle due per ora è partita veramente in contropiede per sorprendere l'avversario. Forse qualche sgambata nel primo tempo di Torres. Poi poco e niente veramente, perché le squadre veramente che non vogliono farsi trovare impreparate, giocano sul filo del rasoio. Belecco alla Verantus, carica la conclusione, anzi Torres, e adesso può ripartire la Folgore che parte adesso in contropiede. Questo pallone sull'altro versante, parte per Montori potrebbe anche andare al cross, Ferrarese non glielo fa fare. La rimessa laterale, l'ottima copertura da parte di Ferrarese. In 4 a scaldarsi dalla sua giovane Castelbuono, sono Pardo, anzi 3, Pardo, De Nadal e Garofalo, che è partito dalla panchina dell'espansione. Ferrarese, vediamo che nel Geraci è l'unica gara ufficiale. Ferrarese aveva giocato come difensore centrale, aveva disputato una discreta gara. Bognano ha lottato il quinto di difesa. Grande fiducia che il mister ha nei suoi giocatori, vede in lui, vede in loro, e cerca anche di cambiare qualche ruolo, di puntellare. Antus, Ferrarese deve ricominciare da Manzoni. Arenoso, cambia per Mazzola, palla in profondità a cercare lo scatto da parte di Pappalardo, l'opposizione da parte di Montori, si è rimessa, dovrebbe esserci calcio d'angolo, infatti va Arenoso a battere questo calcio d'angolo, e attenti, occhio ai suoi piedi, al suo piede, mancino. Sessantunesimo, siamo al 16esimo nel corso del secondo tempo, persiste la parità tra queste due squadre. A saltare Pennisi, può essere un'idea, parte il cross, il pallone che va scemando verso l'altro versante e finisce in fallo laterale, impreciso il mancino di Arenoso. Una novità, perché è stato determinante il suo mancino con alcuni assist, specialmente nel calcio d'angolo, anche la punizione, come è successo Fulgatore. Pappalardo va a pressare, cercare Belecco per Torres, prova a scambiare, Belecco, grande chiusura qui da parte di Chieffo, c'è rimessa laterale. Chieffo lascia poi l'incarico a Grandis. Arenoso mette il mancino, il cross dove non può arrivare nessuno, palla che si perde, addirittura un fallo laterale. Sì, non c'era nessuno per raccogliere il passaggio da parte del suggerimento da parte di Arenoso, che forse il Dali poteva anche pensare ad un tiro che si prendere pizzolato. Cioè 2 volte l'ho messo veramente alla stregua. Ex Sciacca, lo Sciacca, quinto classifico. Ferrarese, Antos, ottimo controllo da esterno, prova a salire, a cercare profondità Belecco, gli riesce l'aggancio, lo stop. Nuovamente Antus, Arenoso ripropone per Belecco, palla per Franchelli,
Continua per il vantaggio Antus, il cambio di gioco, cercare Mazzola, Penisi, Belecco, palla in profondità, recupera Franchelli, Grandis, Arenoso, insolito il numero 7 per un difensore, addirittura Pennisi era andato a calciare e adesso c'è contropiede per la Folgore, però è in difficoltà qui Alteri, calcio di punizione, anzi accuse che non aveva chi servire poi posizione un fallo. Sul giovane Castelbuono che rispetto al primo tempo non riesce a trovare spazi, Folgore che negli ultimi minuti si è chiusa parecchio nel suo igloo, creando di fatto una barriera inespugnabile, non andando mai in pericolo. Grande lavoro, diciamo, da parte del mister Colombo. Che una volta trovata la quadra anche, così dire, permettersi di far allungare i suoi. 65esimo. Pappalardo, Arenoso, Mazzola, gira palla sul giocatore Castelbuono, e di gioco Arenoso. Come al solito la Folgore non accenna minimamente al pressing. Adesso Ferrarese va a cercare Torres a posizione più esterna, c'è un fallo, non c'è di posizione. Fallo di Montori. Buona opportunità per la sua giovane Castelbuono. A battere Antus, a saltare Torres, c'è anche il mancino di Arenoso, qui molto probabilmente ci vuole il destro di Antus per mettere questo pallone in area di rigore. Arbitro, parte Antus, il pallone sul secondo palo, ottima posizione da parte di Chiesa. C'è un cambio per la super giovane, Pardo entrerà al posto di Belecco, lascia il campo Leonel Javier Belecco. Gli applausi per lui. Entra con la maglia numero 15 Pardo. Adesso si può battere questo calcio d'angolo. Pardo può essere anche determinante
Angolo dietro, Pappalardo, Franchelli e Grandis. Parte Antus. Era il suo pallone in mezzo. Si spera miglior sorte per i ragazzi di Vistel Bognanni. Parte lo Spiovete, il colpo di testa, il pallone che rimane lì, arenoso, poi Pennisi. Nuovamente opposizione, calcio d'angolo. Il pallone che forse era uscito, che l'arbitro ha giudicato dentro il rettangolo di gioco. Sapete, qui non abbiamo gli strumenti come in Serie A per vedere la posizione del pallone. Parte lo Spiovente, Antus con un flipper, rimessa a Castelbuono. Pappalardo lascia l'incarico a Grandis. Palla per Mazzola. Va a giocare la Mazzola, poi perde il pallone a metà strada. C'è un fallo, era il giallo. C'era Pennisi ad aver sbagliato ed Oppoggi, quindi Mazzola viene ammonito. Lo allontana Antus. Mazzola non era convinto di questo suo fallo. Calcio di punizione, tanti intensivi, callo di riscaldamento anche Garofalo, che molto probabilmente entrerà al posto di Ferrarese, che ha fatto soltanto un cambio, anzi 2 cambi finora. Marrone che ha lasciato il campo a Pappalardo, poi Pardeleco che ha lasciato il campo a Pardo. Fatto che può ricoprire vari ruoli, anche stato qui il lancio da parte di Pizzola direttamente il fallo di fondo. Siamo al 71esimo, parziale che rimane ancora ancorato al 0-0. Aveva la partita difficile, aveva l'avversario che si doveva affrontare, questo anno ha vinto il campionato contro squadre veramente toste. 3-4 squadre che mettevano per l'eccellenza. Il campionato del Castelbuono scorso c'erano pochi con il desiderio per l'eccellenza. C'era la cifra, era una di queste, ma il Gioioso che sono arrivati a quinta. Il Castelbuono non era tra queste, con la vittoria della Coppa, con il grande naso coperto, diciamo, l'annata della sua giovane Castelbuono. I ragazzi dell'allora Mister Malandano ci hanno creduto, ci ha creduto anche la società, e adesso il Castelbuono si torna in eccellenza. Sono una squadra, non innesti. Quello che rimane è sempre l'amore per il calcio, non finirà mai. Calcio di punizione. Pardo che rimane a bordo campo. Problema. La palla all'ok. All'ok lo staff per far entrare nuovamente il giocatore. Calcio di punizione. A te lo Spiovente che riesce a allontanare, poi a Palardo deve adesso spendere anche più il giallo, poi Franchelli, c'è un fallo da parte di Franchelli, diciamo Franchelli è arrivato qui deciso, doveva spendere questo fallo perché la Foglia
stava partendo in area di rigore e poteva creare non pochi problemi alla retroguardia difensiva di Mister Bognesi. Erano rimasti soltanto e 3 a difendere, poi attaccava in 6. Fischia l'arbitro, martello spiovente, colpo di destra allontanare Pardo. Allontanato il pallone, c'è la rimessa laterale da Super Giovane. Ferrarese andrà a battere questa rimessa laterale, palla verso Pardo, l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Apollo e si tratta di Yakur. Rimessa laterale va a battere Ferrarese, viene recuperato, poi in un secondo momento arriva il guizzo, il pallone in mezzo, non c'era Torres, ma c'era il grande salvataggio da parte di Giuffrida che manda il pallone oltre la soglia. Rimessa laterale per la Super Giovane Castelbuono, che qui anche è stata pericolosa con una grande giocata da parte di Pappalardo. Ferrarese a battere questa rimessa laterale, andrà a lungo il terzino brasiliano. Terzino copre diversi ruoli, poi potesse allontanare, prova nuovamente ad andare Pappalardo con una giocata di gambe, subisce adesso il contropiede della Super Giovane Castelbuono, poi conclusione direttamente da distanza inenarrabile, palla che si perde sul fondo. Fagone che aspetta, adesso potrà servire a Reynoso. Mazzola, Pappalardo, benissimo, grandissimo. Antus, palla per Pennisi che avanza, sale Pennisi, va a cercare profondità Pardo. È buona l'idea, Pardo mette il pallone in mezzo, il pallone che viene allontanato, non è arrivato sui piedi di Torres, e poi c'è un fallo, calcio di punizione, una buona posizione ragazzi. E adesso qui serve la fortuna, serve la bravura, soprattutto da parte di uno dei due, penso, di Reynoso e Antus. E dove l'Antus nella posizione. André Antus, calcio di punizione, subito fallo Franchelli, forse la punizione sarà 2. Tra Antus, settant'ottesimo, fischia l'arbitro, la finta da parte di Reynoso. Antus ha preso la zolla, Antus calciato male all'inizio, una parabola che poteva essere letale per il Solare, però è rimasto immobile, convinto il tiro alla sua destra. Al lancio il portiere si sciacca di testa, si può allora Arenoso alla lunga,
parte di Crisi, soluzione. C'è un cambio sul giovane Castelbuono, però per il momento credo che Boniani voglia far partire la sostituzione. Forse per lasciare Ferrarese giusto. Cross, colpo di testa da parte di Arenoso. Una cima Arenoso. Ferrarese prova a temporeggiare, concedere. Ferrarese lascia il campo, buona la prestazione da parte del brasiliano, convinto sul pezzo, dentro Garofalo. Oliver che ha fatto soltanto un cambio. Un cambio obbligato perché Galluzzo è stato sostituito, forse un problema fisico. Siamo all'80°, siamo sempre sul parziale 0-0, ma la partita ha riservato molte emozioni. Forse solo nel primo tempo, ma comunque la partita è stata intensa, due squadre equilibrate che secondo me hanno tutte le chiavi giuste per potersi salvare in questo campionato, che è molto difficile. Poi anche giocare con queste temperature non è proprio il massimo. Messa lunga, ma girarsi più Fofana finisce direttamente sul fondo. C'è il giovane Castelbuono che chiude le linee di passaggio. Intanto c'è l'esordio per De Nadal, lascia il campo Torres. De Nadal prende il posto di Torres. Benissimo. Verticale per Pappalardo che deve rientrare per Arenoso. Arenoso in profondità, cercare Pardo, colpo di testa, cercare proprio De Nadal. De Nadal, quando era l'uno contro uno, De Nadal se la sposta e poi la grande chiusura, ma è entrato in partita De Nadal sin da subito, costringendo Giuffrida ad andare a chiuderlo in calcio d'angolo. Attenzione, questo calcio d'angolo studioso, parte Hantus sul secondo palo, Franchelli deve tenere palla e andare attivo sul fondo. Luciano Franchelli era da solo, non aveva trovato spazio, era pressato da 3 uomini. '83esimo, sempre sul parziale di 0-0 la gara, e quando c'è questo parziale significa che le due squadre hanno battagliato su ogni pallone, nessuna delle due ha concesso degli spazi. Ciò significa che ci sono state delle difese ben pronte a evitare i problemi. Se ne va Franchelli, lo scambio con De Nadal, poi Pardo a cercare Grande, si mette questo pallone in mezzo, il pallone è buono per Hantus voleva entrare in area di rigore, lo chiude Montori che concede la rimessa laterale, troppo frettoloso qui Hantus. Pardo
prova a girarsi Pardo, poi Franchelli, palla allontanata, ma è buona per Arenoso. Adesso può andare al lancio, Grandis non può arrivare, l'altezza una delle migliori, il terzino argentino, questo laterale. Attenzione perché Franchelli è già munito, non aveva rispettato la distanza, poi ce l'aveva richiamato anche Alteri. Andrà a battere Alteri, pure Bottari. Alteri col mancino, Bottari con il destro, molto probabilmente andrà lui, infatti si allontana Alteri, Fagone blocca. E poi il pallone proprio da subito per Benaralle, però è troppo esterno il pallone. Pizzolato, blocca. Invita i suoi a salire. Della Folgore Castelvetrano, così determinante. Attenzione, Arenoso a terra Fofana, lascia giocare Grandis, Arenoso resta a terra Fofana, capite, adesso non funzionati nelle sue posizioni. Ricordarvi l'appuntamento mercoledì pomeriggio in presettimanale sulla Giovane Castelbuono contro Casteldaccia, andata degli ottavi, Coppa Italia Promozione, Coppa Italia Eccellenza. Arenoso batte, cercare Antus, Garofalo di prima, il velo da parte di Pappalardo, era buona l'idea per Menadal, adesso c'è il contropiede per la Folgore, rallenta un po', è sterza qui Giuffrida, perde il fallo laterale di messa della sua Giovane Castelbuono. 87 minuti, Folgore che ha avuto molta opportunità per ripartire, forse 2-3 opportunità